Buongiorno, sono Ugo Ticozzi, uno dei componenti del comitato Progetto per Venezia, che organizza questo ciclo di trasmissioni incontri con la città. Il comitato Progetto per Venezia si propone di fare un nuovo progetto per la città di Venezia, un progetto non limitato ai 5 anni di una tornata elettorale, ma che vada più lontano, ritenendo che l'ultimo progetto di città, quello fatto da Volpi e Daccini nei primi anni del Novecento, quindi un secolo fa, sia superato e sia arrivato il momento di fare un nuovo progetto. Questo ciclo di trasmissioni però non è tanto legato all'attività del nostro comitato, quanto piuttosto è un'operazione di servizio per consentire all'opinione pubblica di farsi un'opinione diretta sentendo le persone interessate sui vari problemi della città. Oggi parliamo delle grandi navi. Le grandi navi sono le navi da crociera e sul loro passaggio per il centro della città, sul canale San Marco-Giudecca, sono nate molte polemiche, così come anche sulla loro permanenza nella marittima. Ne è nato un comitato No Grandi Navi, il quale ha fatto una battaglia, prima piuttosto solitaria, poi una battaglia che è diventata battaglia di tutta la città, e non solo della città, ma di molti che amano la città, perché questo problema venisse risolto. Quindi una prima vittoria al comitato No Grandi Navi va riconosciuta, che è quella di aver fatto sì che in sostanza si ponesse il problema e si ponessero delle ipotesi di soluzione. E veniamo a un po' di numeri su questo problema. Fino al 1977 tutte le navi passavano necessariamente per San Marco Giudecca, perché non c'era il canale dei Petroli. Quindi avevamo circa 12.000 passaggi, transiti di navi lungo nel cuore della città. Con l'apertura del canale dei Petroli nel 1977 i passaggi sono scesi a 3.000, perché tutte le navi dirette verso Porto Marghera, e quelle anche più pericolose perché portatrici di petrolio o comunque di prodotti petroliferi, di prodotti chimici, quindi con grossi problemi per la città, sono transitate per il canale dei Petroli. Delle navi che transitavano poi per il centro della città, alcune altre, quelle commerciali, sono state anch'esse trasferite nel 2002 e quindi vi è stata un'ulteriore diminuzione di traffico. Poi anche i traghetti più recentemente sono stati portati fuori dal canale San Marco Giudecca, quindi in sostanza la marittima è rimasta porto sostanzialmente turistico, perché il traffico passeggeri non turistico a Venezia è limitatissimo, e come porto turistico abbiamo avuto nel 2012 oltre 1.000 transiti, per l'esattezza 1.062 transiti e 531 approdi di navi alla marittima, con 1.700.000 passeggeri. Questa è la situazione attuale. Allora diciamo anche un po' di dati ulteriori. Di questi passaggi, sempre dell'anno 2012 come anno di riferimento, poi sentiremo se abbiamo altri dati più recenti, ma il 27,8% sono navi oltre le 96.000 tonnellate, quindi navi il cui transito nel 2015 è escluso, e vi sono discussioni perché da parte del porto c'è la richiesta nel 2016 di consentire il passaggio transitoriamente fino alla soluzione del problema. Invece poi il decreto Clini-Passera del 2012, del marzo 2012, consente in via definitiva il passaggio delle navi solo fino a 40.000 tonnellate per il canale San Marco Giudecca, mentre invece quelle da 40.000 a 96.000 hanno un'autorizzazione provvisoria fino a che il problema non sarà risolto. Quindi in buona sostanza oggi passano dal canale San Marco Giudecca tutte le navi fino a 96.000 tonnellate, quelle oltre sono escluse. Cosa significa questo sul piano economico? Diciamo che le grandi navi, quelle oltre le 96.000 tonnellate, costituiscono fra il 30 e il 40% dei passeggeri che utilizzano il porto di Venezia, quindi la loro esclusione dà una diminuzione forse non esattamente identica, ma certamente rilevante, dal 25 al 30% almeno, di quello che è l'apporto turistico. Attualmente, secondo calcoli
del 2013 sono circa 285 milioni di euro che portano i turisti a Venezia e sono circa 4.500 persone che trovano lavoro, che quindi dal 2012 rischiano di vedere ridotto il numero delle persone e ridotto anche l'introito. Un po' di storia. È chiaro che l'aumento delle dimensioni delle navi e una coscienza ecologica accresciuta ha fatto sì che i problemi del transito delle grandi navi siano diventati problemi sempre più importanti e sempre più decisivi nelle scelte da fare nella città, il che dimostra come il Comitato No Grandi Navi effettivamente abbia trovato un grande appoggio anche a livello mondiale per consentire poi la soluzione del problema. E veniamo al dunque, ci sono 4 ipotesi diversificate di soluzione del problema. La prima è quella proposta dal porto, il quale dice scaviamo un canale dalla punta di Fusina fino alla Giudecca, lungo le linee di quello che era una volta il canale Sant'Angelo Contorta, un canale però di ridotte dimensioni che verrebbe grandemente scavato, con apporto poi dei terreni di scavo sulla laguna centrale per creare una nuova barena che adesso non c'è, e c'è un secondo progetto sempre di scavo, diciamo così, che prevede uno scavo però di una lunga inferiore, ma un progetto che è sparito perché prevedeva il passaggio delle navi dietro la Giudecca, quindi con entrata sempre da Porto del Lido, ma ultimamente di questo progetto non si è più sentito parlare. Un terzo progetto invece si chiama Venice Cruise 2000 ed è proposto da Cesare De Piccoli e da una società, un grande gruppo Duferco, i quali prevedono la costruzione di una pontili galleggianti per quasi 1000 metri di lunghezza da collocare sempre all'entrata del Porto del Lido, fuori della chiusa del Mose, sul lato Cavallino Tre Porti, e però utilizzando per i passeggeri la marittima con il loro trasporto con dei mezzi dedicati attraverso la città fino alla bocca di porto, fino alla nave. Un quarto progetto che non prevede sostanzialmente scavi, ma prevede invece l'edificazione di una nuova stazione marittima, è quello portato da un gruppo che fa capo al professor D'Agostino e che prevede di collocare le navi da crociera in quello che adesso è una parte, se non tutto il porto commerciale, poi casomai mi correggerà il professor D'Agostino, nella zona di Porto Marghera. Su questi progetti noi abbiamo adesso delle persone che vengono a parlarci, sono il dottor Silvio Testa, che è il rappresentante del Comitato No Grandi Navi, il professor Bruno Bernardi, che ha coautore di un libro sulle grandi navi, libro che in buona sostanza analizza le varie ipotesi, ritenendo, se ho ben capito, ma poi ci chiarirà lui meglio il concetto, che l'ipotesi di Sant'Angelo Contorta sia la migliore. Manca purtroppo Cesare De Piccoli, che voleva essere con noi ma è stato trattenuto da un impegno, e c'è il professor D'Agostino che ci parlerà invece del progetto su Porto Marghera. Su questo io darei la parola prima di tutti al dottor Testa. Prego Silvio. Grazie, avvocato Ticozzi. Io vorrei contestualizzare il ragionamento all'oggi. Cioè quello che è avvenuto negli anni trascorsi lo diamo per assodato. Siamo partiti 3 anni fa, no? Che il problema delle grandi navi in bacino di San Marco per certuni era solamente un problema estetico. No? Siamo arrivati al punto in cui l'universo mondo sta spingendo sul governo italiano per far sì che venga fatta una scelta di tutela della città e della laguna, aggiungo io, perché il nostro comitato si chiama No Grandi Navi, Laguna Bene Comune. No? Per cui la priorità è indubbiamente difendere la città, ma difendere anche la laguna di Venezia. Siamo arrivati a un dunque, dicevi, no? Con dei progetti in competizione tra di loro, apparente competizione tra di loro. Devo dire che il percorso è stato un percorso assurdo e inaccettabile.
nel senso che praticamente la decisione finale avverrà, se davvero verranno messi a confronto i progetti, tra una serie di progetti che incidentalmente sono sul tavolo. Cioè non esiste un piano generale, neanche un'analisi condivisa e generale dei problemi che le grandi navi comportano, no? Io credo che neppure il sindaco di un paesucolo di campagna si comporterebbe così per decidere il tracciato di un trattura o di un sentiero, no? Cioè, incidentalmente oggi ci sono 4 progetti sul tavolo, 7 in realtà, ma diciamo 4 per macro aree, idee di soluzioni. Potrebbero essercene degli altri, ci potrebbe essere una soluzione fuori in mare aperto, potrebbe esserci una soluzione alla bocca di porto di Malamocco, potrebbe esserci l'opzione 0, solo che venisse fatta un'analisi reale dei costi e dei benefici, per cui magari la città potrebbe anche decidere che le navi non le vuole, che le navi vanno a Trieste e che i passeggeri, se hanno intenzione di venire a visitare la città, vengono per esempio in treno. Voglio dire, il novero delle alternative possibili è molto ampio, no? E avrebbe voluto che ci fosse prima una revisione del piano regolatore del porto che risale per la marittima al 1908. Questo non è stato. Esiste il piano di assetto del territorio che prevede l'estromissione delle grandi navi incompatibili dalla laguna di Venezia, un articolo delle norme tecniche che è stato inserito grazie al lavoro del Comitato No Grandi Navi. E cosa dice questo articolo? Dice sostanzialmente 2 cose. Prima di tutto che bisogna determinare qual è la soglia di compatibilità tra le navi e la laguna. Perché noi diamo tutti per scontato, no, che le soglie di compatibilità siano le 40.000 tonnellate di stazza lorda e le 96.000 di tonnellate di stazza lorda, erano i 2 dati che citavi tu prima, ma nessuno sa in che maniera questi limiti sono stati determinati. Ricordo che 40.000 tonnellate di stazza lorda non è una navetta, cioè non è l'Ausonia che veniva in bacino di San Marco 40 anni fa, il Titanic era 46.000 tonnellate, quindi stiamo parlando comunque di navi di grandissime dimensioni, per non dire quelle da 96, e sono comunque elementi di progetto, no? Quindi adesso noi stiamo ragionando su progetti che assumono come elementi dirimenti delle precondizioni su cui nessuno si è interrogato e la città non ha potuto assolutamente interloquire, né potrà interloquire se non attraverso le osservazioni su diciamo, il processo di approvazione dei progetti che adesso sono sul tavolo, no? Magari nel dettaglio, non so, forse ne parleremo dopo anche in termini critici, adesso non ne parlo. Quello che noi diciamo è che il vero progetto dovrebbe essere un progetto che tiene le navi incompatibili fuori dalla laguna, definendo qual è la soglia di compatibilità che la laguna e la città può reggere e definendo il numero di queste navi che la città può volere, sulla base di un ragionamento sulla complessiva sostenibilità anche turistica che la città non si è mai data, no, un ragionamento sulla complessiva sostenibilità turistica. Allora, una volta che si fossero determinate che navi e quante navi, a quel punto logicamente si potrebbe ragionare sul dove metterle. Il governo ha sostanzialmente messo il carro avanti i buoi, perché? Perché ha seguito in maniera pedissequa il tentativo, come posso dire, arrogante dell'autorità portuale di portare avanti un unico progetto, no? Per cui gli altri, se verranno messi a confronto con lo scavo del Contorta Sant'Angelo, che è il progetto sostenuto dall'autorità portuale, se verranno veramente messi a confronto, lo saranno solo perché obtorto collo il governo lo dovrà fare, indubbiamente avendo comunque un occhio di riguardo nei confronti del progetto del Contorta Sant'Angelo, perché tutta la procedura fin qui seguita, fin dal decreto Clini Pass, era praticamente costruita in funzione del canale Contorta Sant'Angelo, no? E se altre alternative verranno in qualche modo messe a confronto sarà solo perché c'è stata comunque una battaglia civile da parte della città assolutamente non sostenuta dalle istituzioni, perché tranne quel passaggio formale, no, dell'inserimento di quell'articolo nel piano di assetto del territorio di cui parlavo prima, la città non ha battuto, il comune, l'amministrazione non ha battuto un colpo, nel senso che gli ordini del giorno che sono stati fatti sono ordini del giorno
onnicomprensivi, no? Che dicono tutto e il contrario di tutto. E nel momento in cui un'unica volta la città ultimamente è stata chiamata a dare un parere nell'ambito del cosiddetto comitatone, il commissario si è astenuto, no? Probabilmente pensando di fare la cosa giusta, non avendo gli elementi per decidere, ma di fatto facendo una scelta di tipo pilatesco, perché ha impedito che la città si esprimesse, ma ha consentito che la procedura andasse avanti, no? Per cui siamo a un punto in cui comunque una procedura per noi inaccettabile determinerà alla fine un qualche risultato, vedremo quale sarà. Noi continuiamo a insistere su un percorso logico che è quello che dicevo prima, cioè stabilire prima quali navi possono entrare e quante navi possono entrare. Certo che se ci costringono a prendere posizione all'interno della procedura così come è stata come dire, portata avanti fino adesso, gli unici progetti che per noi sono accettabili, pur avendo tra virgolette anche le loro criticità, sono quelli che prevedono la localizzazione di un terminal alla bocca di porto di Lido. Ringrazio Silvio Testa per il suo intervento, importante sotto un concetto espresso, quello della compatibilità ecologica e turistica come metro per misurare la possibilità delle grandi navi di entrare. Darei a questo punto la parola al professor Bruno Bernardi, coautore di un libro sulle grandi navi che esamina i vari progetti, pur prendendo una posizione, se ho ben capito, lo ripeto, l'avevo detto prima, abbastanza a favore del canale Sant'Angelo Controtta. Prego, professor Bruno. Grazie Ugo. Mi dispiace di cominciare con un veramente non è così, perché noi abbiamo, dico noi, perché io con Tony Forza e il collega Rumiati di Rino di Padova abbiamo deciso di scrivere questo pamphlet in realtà presi proprio dallo sconforto per l'uso che a noi è sembrato assolutamente non rispettoso del prossimo dell'incidente della Costa Concordia, perché quello che è stato il cavallo di battaglia mediatico che è stato impiegato su questo è stato oggi al Giglio, domani a Venezia. Ecco, le condizioni sono palesemente talmente diverse che questa similitudine è fortemente fuorviante. A noi è sembrato che questo metodo di confrontarsi con l'opinione pubblica faccia parte di una sostanziale non trasparenza nel modo di approcciarla. D'altra parte, diceva prima Ugo e ribadiva anche Silvio poco fa, il grande successo internazionale. Sì, ecco, stiamo attenti un momento anche a queste cose, perché è stato molto sottolineato il successo internazionale della raccolta delle 24, 36, non ricordo più quante migliaia di firme. Di raccolte di firme ce ne sono state anche una quantità a livello locale. Allora, pesa di più? Io penso che in realtà non ne pesi molto nessuna, perché quando facciamo una raccolta di firme non facciamo altro che trasporre a un campo che non è proprio la popolarità di persone acquisita in campi diversi. Che cosa Hanoi Jane pensi su Venezia, se riesca o meno a distinguere il canale della Giudecca dal Canal Grande, ma probabilmente il canale della Giudecca, essendo più grande di quello del Canal Grande, pensa che sia quello, come è apparso in più occasioni, quale sia l'autorevolezza dell'Aga Khan piuttosto che di Michael Douglas, piuttosto che quella di Cristiano Chiarot, o piuttosto di quella di Tiziano Treu, piuttosto di quella di altri che hanno firmato con forse una conoscenza un po' più profonda e soprattutto più partecipata alla vita di Venezia, l'appello invece a favore del Contorta. Ecco, ma detto questo, lasciamo per un momento sullo sfondo il Contorta. Io ammetto di non essere in grado di dare delle indicazioni di tipo tecnico sul fatto che il Contorta sia meglio o sia peggio. Non sono qui a difendere la posizione del Contorta né qualunque altra opzione, se non una cosa molto elementare.
Faccio una breve similitudine su questo. Noi abbiamo una annosa questione tra le tante in Italia, che è la variante di valico dell'autostrada del Sole. La mancanza della variante di valico fa sì che questa autostrada, concepita e costruita, tra l'altro in pochi anni, all'inizio degli anni, fine 50 e inizio 60, produca qualche decina di morti l'anno. Bene, cosa succede? Che in mancanza, mi pare da oltre 20 anni, di una concreta possibilità di arrivare alla cantierizzazione della variante di valico, cosa dice il Ministero? Che per un problema di graduazione degli interventi non si può semplicemente chiudere l'autostrada del Sole perché la variante di valico non è pronta. Allora, se questa stessa cosa noi la applicassimo con un minimo di maggiore tranquillità a Venezia, potremmo dire che vogliamo escludere le navi dalla laguna? Benissimo. Mettiamoci nella condizione di fare le valutazioni che diceva Silvio? Benissimo. Nel frattempo cosa facciamo? Intanto chiudiamo tutto e poi si vede. Ecco, io credo che la mia unica obiezione di metodo in realtà sia questa. Atteniamoci al principio di gradualità. Non è possibile chiudere l'attività di un porto nella sua dimensione crocieristica nel giro di pochi mesi, semplicemente perché ci sono una serie di opzioni e una serie di punti di vista che si contrappongono alla sua continuità. E qua, altro tema ancora, se riusciamo a contenerlo in questi pochi istanti, che riguarda il problema del passaggio delle navi. Allora, io vorrei che mi si chiarisse, lo sto dicendo da cittadino, non da studioso perché non sono un trasportista, lo dico da cittadino, vorrei capire perché i dati ARPAV sono fuorvianti, sbagliati, incompleti e magari anche peggio da quello che sembra di sentire. Noi abbiamo una indicazione di questo genere. ARPAV 2013, l'anno scorso, viene richiesta di fare una valutazione sulle conseguenze dell'adozione dell'accordo volontario Blue Flag 2 a Venezia per le navi da crociera. Bene, ARPAV mi dice che c'è, a seguito dell'attuazione di Blue Flag 2, un abbattimento del 46% nelle polveri sottili e del 91% degli ossidi di zolfo. Cosa devo fare? Ci credo? Ci credo. È un organismo pubblico, come tale deve lavorare in condizioni di trasparenza di metodo e di diffusione di risultati. Di conseguenza io dico, dov'è il problema della cancerogenicità distribuita a piene mani dal passaggio delle navi per il bacino di San Marco? Aggiungo un'altra cosa, se noi facciamo 100 il livello degli inquinanti dell'area veneziana, il dato ci dice che abbiamo il 7% durante l'estate dovuto all'attività portuale. L'1% invece è quello in inverno. Allora, di questo 7% rappresentato dal porto, all'interno di questo 7%, solo il 14% del 7% è fatto dalle navi passeggeri. Allora, il 14% del 7% siamo allo 0,0 qualcosa. Siamo sicuri che la cancerogenicità delle navi sia proprio questa? Io vorrei che mi si dicessero queste cose. So benissimo che gli studi fatti in giro per il mondo ci dicono che respirare residui della combustione diesel non fa bene alla salute. Ma se noi questa cosa la veniamo ad applicare al contesto specifico che ci interessa in questo momento, che è quello veneziano, abbiamo di fronte un dato che attende di essere contestato. ARPAV ha torto, la stazione di rilevamento che hanno a Saccafisola è messa di fronte all'ingresso della marittima. Di là passano le navi in manovra, in entrata, in uscita e in stazionamento. Mi pare un luogo adeguato per, se non lo è si dica, ma senza insinuazioni. Fateci capire dove dovrebbe essere messo, a parte esattamente sul comignolo della MSC Crociere. Peraltro faccio notare un'altra cosa, che la sensibilità delle imprese a questi problemi è molto elevata, perché Blue Flag 2 è un accordo di tipo volontario.
il quale è attualmente in attuazione anche se il suo rinnovo non è stato firmato. Perché tutti quanti si rendono conto, e d'altra parte l'esperienza dei grandi porti turistici in giro per il mondo lo dice, di quanto sia essenziale, anche da un puro punto di vista economico, prima ancora che etico, quanto sia indispensabile preservare la qualità dell'ambiente nel quale il turista viene messo a contatto. Ringrazio il professor Bernardi, anzi Bruno, visto che ci conosciamo e ci diamo del tu, per il suo intervento, che mi pare però sostanzialmente confermi quello che dicevo all'inizio, che la tesi, secondo lui, vincente è quella del Sant'Angelo Contorta. Second best. Second best. Sì, però diciamo che indubbiamente è una tesi che è quella poi portata dal Porto e dal professor Costa.